Acquisto di automobili e diritti del compratore consumatore. Parte 1. Che cosa sono i difetti di conformità? Le questioni che ci sottopongono i clienti sono le più varie. In molti casi si tratta della scoperta di vizi nell'autovettura acquistata, nuova o usata, e delle difficoltà del compratore nell'interlocuzione con il venditore dell'autovettura e talvolta con la casa madre, produttore e o con l'importatore o distributore italiano. In questo contributo affronteremo sinteticamente il tema dei possibili rimedi esperibili in caso di difetti di conformità di un'autovettura acquistata da un soggetto consumatore, il tipico privato, presso un soggetto professionista, il tipico concessionario o rivenditore. L'analisi si concentrerà sui rimedi previsti a favore del compratore consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Articolo 3,1 lettera A del Codice del Consumo. Di conseguenza non ci occuperemo del compratore professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Articolo 3,1 lettera C del Codice del Consumo, né della compravendita intervenuta tra due soggetti consumatori. Che cosa sono i difetti di conformità? Il difetto di conformità rappresenta un malfunzionamento di un prodotto per il quale il consumatore può far valere i propri diritti durante il periodo in cui vige la garanzia legale prevista dall'ordinamento europeo e dalla legge italiana. Quando è che un bene può dirsi conforme? La risposta si trova nell'articolo 129,2 del Codice del Consumo, il quale prescrive a tal fine la sussistenza di requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Requisiti soggettivi, in sintesi. A. Corrispondere alla descrizione e avere le caratteristiche di cui allo specifico contratto di vendita. B. Essere idoneo all'utilizzo specifico voluto dal consumatore. C. Essere fornito assieme a tutti gli accessori e alle istruzioni. D. Essere fornito con gli aggiornamenti del caso. Requisiti oggettivi, ove pertinenti, precisa la disposizione normativa. A. Essere idoneo agli scopi non più dello specifico compratore, ma a quelli per cui si impiegano di norma beni dello stesso tipo. B. Possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un eventuale campione messo a disposizione dal venditore prima della conclusione del contratto. C. Essere consegnato assieme agli accessori e alle istruzioni per l'installazione che in genere è ragionevole attendersi di ricevere. D. Possedere le caratteristiche ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo. Nel prossimo video tratteremo in dettaglio dei rimedi a disposizione del compratore consumatore. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al settore automotive. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.